I dati parlano chiaro, nessuna correlazione, almeno per il momento, tra inquinamento da PFAS e tumori. A confermarlo i dati pubblicati direttamente dal Registro Tumori del Veneto, relativi alle patologie contratte dalla popolazione nel corso dell'anno 2013. Siamo confidenti nei dati ottenuti, non siamo certi che essi completino il panorama che noi vogliamo disegnare di fronte ai nostri occhi. Per questo continuiamo a registrare nel tempo la patologia oncologica. 21 i cosiddetti comuni PFAS, quelli che sarebbero stati contaminati per decenni dall'emissione di sostanze nocive per le quali è finita sotto l'occhio del ciclone la Miteni. In particolare 7 comuni nel Vicentino, 1 nel Padovano, quello di Montagnana, e 13 nel Veronese, per un totale di oltre 126.000 residenti, circa il 2,5% degli abitanti del Veneto. Il dato relativo al 2013, l'anno a partire dal quale sono stati inseriti i filtri agli acquedotti, non evidenzia alcuna maggiore incidenza di tumori nei comuni PFAS rispetto al resto della regione. 727 comunque i casi in totale, 396 negli uomini e 331 nelle donne, soprattutto alla prostata e al polmone nella popolazione maschile, mentre in quella femminile maggiore incidenza del tumore alla mammella, anche in questo caso dati in linea con la media regionale. Per un quadro più preciso però si attendono i dati relativi agli anni successivi e soprattutto studi più approfonditi nel campo delle malattie del metabolismo, altra conseguenza della contaminazione da PFAS. A questo proposito partiranno entro dicembre controlli volontari per 85.000 persone dei 21 comuni, con l'obiettivo anche in questo caso di evidenziare eventuali correlazioni significative. Cercherò, per quanto di mia competenza, di essere vicino a queste istituzioni quando si tratterà di valutare il modo in cui queste indagini progrediscono.